Oggi è giorno riviera. Ci va Carolina sola sola. In da foresta scontra un cignali. Oh, Caroli, in dove vai? Voglio a viera, ma mi so persa. Oh, pia un gamino di baghi rossi e portami qualche castagna. Camminando, scontra una volpe. Oh, Caroli, in dove vai? Voglio a viera. Pia un gamino di baghi rossi e portami qualche mela. Viaggiando, Carolina coglie i baghi. A so sporte piena, quasi 3 chilò. Giunta a viera, a zitti duccia vedi tanta e tanta gente. A chi compra, a chi vendi. Animali, mobili, legumi, frutti, roba porcina. Si yoga mora e si improvvisedia. S'avvicina a un banco e domanda: Chi vendi tu? Vendo castagni. Dammini una manata e io ti rogo 1 chilo di baghi rossi. E il baratto si vaci. S'avvicina a un altro banco e domanda: E tu, chi vendi? Vendo meli rossi, verdi e gialli. Dammini 4 o 5 e io ti rogo 1 chilo di baghi rossi. Il baratto si vaci a son di violino e di chitarra. Ma è ora di voltà e Carolina non trova il suo cammino, che baghi non ce n'è più. Sotto ai castagni vede un bello vogo e senti un suonatore che face badà a gente. Dice il suonatore: Ma sei Carolina? Chi cerchi a stora qui? Cerco a mia casa. Subita o cammino di usoli rosso, ma subito che a notte va la presto. Suitando il cammino di usoli rosso che si biatta da re da Asara, a zitti duccia ridrova a volpi e dirà i someli. C'è anche un cignali e dirà i so castagni. Carolina si mangia i baghi che fermani. Dopo sto bronzo, Carolina dice: Addio suitato usoli rosso, ma ora è sparito da retta ai monti. Come dia va? Coda nanto a un mespino, che se stanca. Proboni i cignali. Vi faccio a guida. Dice a volpi. E è così che a Zizi Duccia rientra in casa sua.